Parliamo di questo incontro oggi qui con diversi proprietari terrieri di San Leone per questa IMU alta che il Comune pretende, ma manca il PRG. Sì, è un'IMU che viene applicata su dei terreni che sulla carta sono edificabili ma realmente non lo possono essere perché manca dello strumento urbanistico territoriale. Quindi stamattina, così come nel passato, mi farò portavoce delle esigenze di questi cittadini, cercando di coinvolgere tutti i miei colleghi consiglieri in un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione a volere prendere una volta per tutte una decisione su questo strumento urbanistico di sviluppo territoriale. Sensibilizzare gli altri consiglieri comunali. Quello è importante perché comunque da soli non si riesce a spuntarla da nessuna parte, si deve per forza far gruppo perché la città è di tutti e i consiglieri rappresentano tutta la città. Giuseppe Vitellaro, che rappresenta qui i proprietari di diversi proprietari terrieri di zone di San Leone, oggi un incontro hanno chiesto con il consigliere Gramaglia per cercare di discutere, di risolvere in qualche modo e di portare a conoscenza del Consiglio Comunale delle esose bollette IMU che arrivano per dei terreni considerati edificabili, ma siccome manca il PRG non sono edificabili. Sì, questa mattina abbiamo avuto un incontro, così anche se informale, con un rappresentante del consesso cittadino e abbiamo preso spunto, abbiamo chiesto noi un po' questo incontro perché da una nota stampa diffusa dal consigliere Gramaglia abbiamo visto un'attenzione particolare su questa vicenda. Quindi abbiamo voluto un po' capire quale poteva essere la proposta di un rappresentante del Consiglio Comunale e siamo qui per discutere su questa vicenda che sembra la solita IMU sui terreni edificabili, anche se poi edificabili non lo sono e secondo me non lo saranno mai. Ci sono state anche delle interlocuzioni forti con la nuova amministrazione, con il sindaco Miccichè, anche con altri precedenti sindaci, ma tutto è fermo, forse manca la volontà politica di risolvere la questione. Allora, in verità i precedenti sindaci non siamo riusciti a sentirli in ordine a questa vicenda. L'amministrazione Miccichè ci ha ricevuto più di una volta, ha riconosciuto un po' l'anomalia della vicenda e si è pure dichiarata come un po' parte in causa, pronta a risolvere, però fino ad oggi non è stato risolto niente, siamo fermi alle vicende passate e quindi non abbiamo notato nessuna novità. Mi dispiace dirlo, ma devo dare atto che almeno a parole il sindaco ci aveva dato ampia disponibilità. Ricordiamo che c'è stato un incontro anche con un noto tecnico catanese che è venuto in sede di al comune con una riunione, ma anche lì nulla di fatto. Siamo sempre lì, sì, c'è stata una riunione in cui non solo è intervenuto un urbanista incaricato dal comune di Agrigento, ma è intervenuto pure il dirigente del settore bilancio del comune di Agrigento. Abbiamo sentito tante belle parole nel senso favorevole a noi cittadini tartassati da questa vicenda dell'IMU, ma i risultati non ci sono, solo parole, grandi dichiarazioni, grandi dichiarazioni di intenti, ma nessun risultato fino ad ora.